attraverso il servizio controllo del territorio, che ovviamente il questore intende ringraziare in maniera particolare. Abbiamo avuto la possibilità di avere a disposizione 2 team della Polizia di Stato con relativi droni che sono stati messi in campo proprio per fronteggiare l'esigenza di tutelare beni mobili a disposizione di eventuali malviventi che volessero approfittare di questa situazione di una minore percezione di controllo da parte delle forze di polizia. E così, dopo le numerose denunce di furti avvenuti nelle scorse settimane, venerdì sera gli agenti della questura hanno intercettato, grazie ai droni e non solo, 2 presunti ladri di 19 e 17 anni proprio mentre salivano a bordo di 2 barchini in un canale secondario nella zona di Campalto. Abbiamo individuato i soggetti a bordo dei nadanti con un'azione coordinata dall'acqua, dalla terra e dal cielo, non solo attraverso i droni, ma anche grazie all'ausilio del reparto volo di Venezia che ha messo in volo il Poli. Siamo riusciti a individuare questi 2 soggetti, a fermarli prima che prendessero il largo con i loro mezzi che montano dei motori molto potenti e che ovviamente, essendo delle piccole imbarcazioni, garantiscono una navigabilità sia nelle acque basse sia a velocità veramente sostenute. Quindi i 2 mezzi sono stati sequestrati. E i 2 ragazzi denunciati per ricettazione con multe per quasi 5.000 euro per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa. Il maggiorenne era già noto alle forze dell'ordine. Nei barchini c'erano vari componenti nautici provento di furto, una coppia di casse audio, una batteria, una piastra salvaspecchio in alluminio per fissaggio del motore, un'elica in acciaio, una tanica di benzina. Da ulteriori accertamenti è emerso che il materiale era stato rubato il 29 aprile a Venezia da una barca ormeggiata a Cannareggio. Le indagini continuano anche sulla base di altre denunce.